Grazie Sindaco. Allora, un'altra avventura, lei come Presidente di Coraggio Italia ha aderito a Noi Moderati che ovviamente in questi giorni è coinvolto nella campagna elettorale delle elezioni del 25 settembre. Ecco, se parlasse con gli elettori in questo momento, per quale motivo chiederebbe di votarvi? Beh, innanzitutto va detto che Noi Moderati, questa aggregazione che ho fatto con Giovanni Toti, il Presidente della Liguria, con Maurizio Lupi, che è stato insomma anche Ministro dei Lavori Pubblici, perché sono una persona capace, e con Lorenzo Cesa, il segretario dell'UDC, è comunque una delle 4 forze del centrodestra, perché lo dico alle persone, abbiamo fatto questa coalizione anche, il motivo è quello proprio di raccogliere una parte appunto liberale, moderata, civica, soprattutto nel nostro caso ci riguarda, che però è dentro la coalizione del centrodestra. E noi crediamo che ci sia bisogno di raccogliere i voti di tante persone che sono deluse. Pensate quanti hanno votato in passato Silvio Berlusconi. Parliamo di un'ondata nel 94 di persone che hanno sperato nella libertà e una serie di programmi, di progetti che continuano ancora a essere riprogettati oggi, però con franchezza bisogna dire che non si sono ottenuti. Si è fatto molto ma non si è fatto tutto. Poi c'è stata l'ondata di Renzi, no? Matteo Renzi, vi ricordate, il 40%, anche lì il voto liquido, un voto come il mio, io non ho mai avuto tessere politiche, che hanno creduto in questo giovane che voleva riformare il paese, eccetera, anche lì senza guardare tanto le alleanze, eccetera. Sì. Poi c'è stato il periodo di Grillo, 32%, cioè il partito del vaffanculo, scusate il termine, sì, ma questo si è dichiarato così, e difatti ha mandato a fanculo il paese poi. E questa gente, io mi sento tra queste persone, oggettivamente spesso penso addirittura di non andare più a votare, perché se andare a votare poi ti trovi sempre le maggioranze diverse da quelle che vai a votare. Abbiamo fatto in Veneto un referendum, l'80% ha chiesto l'autonomia, e l'80% praticamente tutti, non è una parte. Io ho votato al referendum ovviamente a favore per avere un'autonomia, e questa cosa quasi 5 anni quasi fa. 5 anni fa, beh, proprio lei, il direttore, insomma, ormai lo tiene fisso nel suo schermo, nella nostra televisione. Cioè, credo che adesso sia il momento di ottenere queste cose, cioè non più di dichiararle o di dirle. Allora, noi non abbiamo voluto paracadutati nei territori, ho preso persone che sono del territorio, vengono a dormire qua, vengono a mangiare qua e qua ci ribecchiamo. Cioè, dobbiamo in qualche modo spingere sulla maggioranza di centrodestra, che appunto molto probabilmente, lo diranno gli italiani, ma molto probabilmente dai sondaggi vincerà le elezioni. Ecco, noi siamo parte integrante di questo progetto, però siamo la componente, ripeto, civica, la componente moderata, la componente che comunque vuole fare le cose. Magari siamo meno rissosi, magari urliamo meno, però siamo molto determinati e siamo quelli che vanno a vedere i dettagli. Ecco. Per quello penso che ai veneti soprattutto possa essere molto utile una componente come la nostra, molto radicata sui territori. Lei ricorda sempre che è un imprenditore prestato alla politica, il settore dell'economia lo conosce come le sue tasche, è stato presidente di Confindustria. Secondo lei cosa bisogna fare in questo momento per sopravvivere? Perché andiamo incontro ad un periodo veramente drammatico. Allora, questa è proprio l'emergenza. Dobbiamo fare un passo indietro. Il problema è che noi viviamo sempre di emergenze, purtroppo ogni volta c'è un'emergenza nuova, bisogna imparare a programmare. C'è un'impresa come la famiglia, tutto sommato, uno si programma, ci programmiamo perfino le ferie, giusto? Perché dici devo prenotarmi, devo organizzarmi anche per la propria vita e per quella degli altri. Però quando parliamo di cosa pubblica sembra che la prenotazione o la programmazione non esista. Questo è il problema italiano. Io pensavo il problema fosse solo a Venezia, perché io quando mi sono candidato c'era una situazione, insomma, ancora oggi tante cose non le abbiamo ancora risolte, perché abbiamo bisogno di un filo corto tra la politica, tra il potere e l'effetto dei cittadini. A noi sindaci mancano ancora molti poteri per poter effettivamente non scaricare le responsabilità, ma assumerci le responsabilità, solo che effettivamente lo Stato è uno Stato ancora costruito, direi quasi di origine borbonica, insomma, no, ancora quasi 100 anni fa, e bisognerebbe fargli un tagliando, cioè aggiornare la struttura dello Stato, perché la burocrazia non è che c'è qualcuno di cattivo, siamo organizzati male, c'è troppe responsabilità diffuse, e quando si dice tanti responsabili, nessun responsabile. Per cui alla fine questa crisi energetica, le bollette che adesso gli artigiani, i commercianti la prossima settimana andranno a strappare in piazza, sono il frutto dell'inconsapevolezza, proprio dell'incoscienza di persone che sono ministri,
personaggi importanti, deputati, senatori, che nella vita, spesso, non sempre, ci mancherebbe, per carità, poi si offenderanno, ma non hanno mai fatto niente, cioè non hanno mai agito in quella materia. Cioè se io faccio un ministro metterei almeno un medico, un professore universitario, qualcuno che si intende di medicina. Se metti un ministro ai lavori pubblici metterei un ingegnere, un architetto, un impresario edile, qualcuno che sa come costruire i lavori. Mettiamo gente a caso, l'importante è che siano fedeli. Allora, e dopo arrivo alla crisi immediata e cosa secondo me andrebbe fatto, però una domanda che dovrebbe sorgere spontanea: hanno riaperto quei rubinetti del gas che i 5 Stelle hanno chiuso qualche anno fa? È stato detto che facciamo le manovre, abbiamo messo già 50 miliardi, no? Per cui cioè, tutto sangue, tra l'altro sono tutti debiti per i bambini del futuro, no? Ecco, dico, le abbiamo riaperte? Secondo me no, non hanno ancora riaperto i rubinetti. C'è un imprenditore adesso qui da noi in Friuli che si sta autoattrezzando per portarsi il gas da solo. Sì, ma non possiamo continuare a vivere una situazione di autogenerazione di risoluzioni, cioè gli imprenditori veneti, soprattutto italiani, prendono la cassa del prosecco e si fanno il commercio estero da soli. Ecco, allora adesso cercheremo di risolvere questa cosa e io penso che questo governo non può scaricare la responsabilità sul prossimo, perché non ci sono 2 mesi di tempo, sono tanti. Io penso che debbano agire su molti fronti. Per allora, uno, e sicuramente hanno già fatto una prima manovra ieri dove hanno trovato degli avanzi perché l'economia stava andando bene, per cui l'aumento dell'IVA, cioè adesso parlano di 10-12 miliardi. La manovra in Germania è molto più alta, ma la Germania non ha il debito che abbiamo noi. Probabilmente appunto bisogna immediatamente riaprire i rubinetti del gas, quelli che hanno chiuso, immaginare un piano di estrazione in Italia che sia consapevole ma fatto con programmazione. Poi bisognerà in emergenza probabilmente riattivare certe centrali, quelle che sono attive, quelle a carbone per esempio. Purtroppo dispiace, io l'ho fatto chiudere io quella di Fusina, ma di fronte alle persone che rischiano di chiudere le celle frigorifere della carne, i macellai o i fruttivendoli, bisogna agire anche così. Poi contemporaneamente bisogna dire, facciamo una tabella, ci facciamo dare una tabella dal governo di tutte le aziende che hanno chiesto i permessi in questi ultimi anni per fare i parchi eolici e i parchi fotovoltaici. Ci vediamo una tabella, facciamo tutti quanti, chiediamo una bella tabella e diciamo, scusa, quando hanno fatto queste domande di autorizzazione, per quanti megawatt? Le sblocchiamo, salvo quelli che hanno fatto magari situazioni paradossalmente esagerate. Cioè, perché se tu chiudi una cosa, dovresti parallelamente aprire un'altra. Allora non puoi dire si chiama transizione ecologica, non chiusura ecologica, transizione energetica, non chiusura energetica. Allora, se io decido di chiudere uno stabilimento che produce energia perché da fonti fossili, eccetera, tutto corretto, dovremmo parallelamente, intanto, siccome non si chiude da oggi a domani, ma ha un tempo di chiusura, nel frattempo autorizzi di parità importo impianti privati o pubblici che siano, in maniera tale che tu hai una transizione, se no semplicemente tu sei un pazzo. Questi sono i risultati. Adesso non possiamo soltanto risolvere pensando di tirare fuori soldi, indebitando di nuovo il paese, per poi trovarci magari fra qualche mese a rifare un'altra manovra così. Cioè, andiamo carte 48 così. Allora io penso che se si chiudono su una stanza tutti sti geni che vanno in televisione a pontificare, magari prima si mettono d'accordo e poi vanno a dire. Il problema è che in campagna elettorale tutti vogliono dire che sono i più bravi del mondo. Io credo invece che un po' di ragione ce l'abbiano tutti, ci si mette insieme con un governo che ha i pieni poteri, non è vero che non ha i poteri, ha i pieni poteri, perché il prossimo governo, andiamo a votare il 25 settembre, tra la presa in carico dei parlamentari e poi l'incarico deve dare il Presidente della Repubblica e poi si forma il nuovo governo, passerà un altro mese. Cioè, da oggi sarebbero quasi 2, è tanto, non possiamo aspettare questo io penso. Ecco, senta, Sindaco, tornando al coraggio di fare l'autonomia in Veneto, perché è importante l'autonomia secondo lei e ci riuscirà questo governo se dovesse vincere il centrodestra? Guardi, è fondamentale perché è un progetto diverso di Stato. Quando Renzi ha fatto il referendum, se vi ricordate, che ha perso, e poi è stata la causa dei suoi problemi anche politici, io ho votato a favore di quel referendum, non era fatto bene, però secondo me era giusto semplificare, no? Aveva tolto una delle 2 camere, un'altra l'aveva fatto la Camera delle Regioni, eccetera, eccetera, e poi già si parlava di fare qualcosa sul semipresidenzialismo, perché comunque poi che ci sia un riferimento
che votano i cittadini, secondo me è meglio piuttosto che queste conventicole che fa il Parlamento, e noi cambiamo governi continuamente, siamo il paese che cambia più governi, insomma. Per cui c'era un equilibrio, ma l'equilibrio è nato proprio dall'idea che ci siano stato delle autonomie, cioè l'autonomia altro non è che una responsabilizzazione delle persone che vai a votare, non è un disincentivo invece in questo modo adesso noi andiamo a votare e facciamo soltanto una X sul marchio. Non voti le persone che sono iscritte nella lista, non voti niente, cioè per cui ti affidi a questa roba qua. I nomi vengono scelti da qualcun altro a Roma o Milano, nelle varie segreterie o a Bologna, a seconda dei casi, e noi, soprattutto qua in Veneto, non abbiamo più potere, cioè forse sono anni, ci parliamo addosso, diciamo che siamo bravi, grazie, ci parliamo addosso, diciamo tante cose, però alla fine i veneti oggi vogliono risultati, cioè magari a casa mia dicevano pochi maledetti ma subito, certo. Ecco, cominciamo da quello che si può portare a casa, ma portiamo a casa. Abbiamo le Olimpiadi, dobbiamo davvero fare un bilancio di quelle che sono le attrezzature che riusciremo a mettere in piedi. Per quanto mi riguarda, siccome resterò sindaco a Venezia per 4 anni ancora, non è poco, siamo a totale disposizione della montagna per trovare tutto quello che sono le connessioni, perché noi dobbiamo dare uno slancio, una prospettiva di 20 anni a quei bambini che abitano nel centro storico di Venezia, che abitano nei centri di paesetti difficili da raggiungere, anche le montagne alte, no? Cioè, che si stanno spopolando. Dobbiamo dire, guardate ragazzi, che noi ci siamo, non abbiamo intenzione di mollare. Il consenso non nasce, non vogliamo un consenso per andare a Roma o per avere una carrega. Ecco, no, non c'è questo. Non sto facendo politica per questo. Io dico, ho fatto l'imprenditore, di fatto faccio un imprenditore, come diceva lei, prestato alla politica, per dire, guardate che non abbandoniamoci, perché a un certo momento uno dice vabbè, non vale la pena, io non vado a votare, lascio stare. Ecco, e questa cosa invece è sbagliata, votate quello che volete, io spero votiate noi moderati, ma insomma è più importante che votiate, questa cosa credo sia il messaggio più forte che stiamo dando, cioè il Veneto ancora una volta è responsabile, fa tante cose, nelle nostre imprese siamo che lottiamo con le unghie e con i denti, abbiamo bisogno di trovarci, lo dico anche agli amici imprenditori, professionisti, ma anche ai loro collaboratori, a quei dipendenti che si alzano tutti i giorni che non vogliono vivere del reddito di cittadinanza. Dico ragazzi, prendiamo i nostri figli, parliamo ai ragazzi, diciamo che quelle opportunità dobbiamo ricostruire quella filiera, quell'ascensore sociale che ha consentito a me, figlio di operaio di una maestra elementare, di diventare un imprenditore, di essere libero. Cioè io magari ho fatto la mia strada, voi farete la vostra, andate in giro per il mondo, ovviamente preparatevi, però diciamo la verità, e ve lo dico, ve lo garantisco, sarà qui il futuro, una delle aree che crescerà di più, sarà proprio qui. Noi, diciamo anzianotti, anche se mi sento un giovane, dobbiamo lavorare per semplificare, per darvi quelle opportunità. Voi credeteci e partecipate con i vostri consigli, con le vostre anche sane diciamo, entusiasmi, mi ricordo quanto un giovane può dare. Però ecco, il Veneto del futuro non può essere quello semplicemente della convenienza di piccolo calibro. E siccome ci sono tanti che non hanno intenzione di mollare, ecco io testimonio che non vogliamo mollare. E allora insomma un voto nella cabina elettorale può essere di aiuto, di sostegno per un disegno che fa ben oltre e soprattutto comincia subito dal giorno dopo, perché questi poi gli effetti politici si vedono dal giorno dopo immediatamente. Senta Sindaco, io ricordo che lei lavora gratuitamente come primo cittadino di Venezia, no? E questo credo che sia un aspetto di grande rilevanza in un momento in cui i cittadini dicono ma i parlamentari guadagnano troppo, eccetera, ma adesso no? Il tema però è che abbiamo risolto i problemi del bilancio in Comune di Venezia, in città metropolitana, è l'unica città, lo dico, città metropolitana di Venezia che ha debito zero, però adesso dobbiamo trovare una classe dirigente giovane, perché io quando avrò finito, adesso sono 7 anni che faccio il sindaco gratis, certe volte faccio anche 12-14 ore e ho un sacco ancora di problemi che non sono riuscito a risolvere, ma dobbiamo chiedere ai ragazzi di anche partecipare nella politica, perché abbiamo bisogno di dare continuità a questi progetti. Allora noi dobbiamo segnalare i ragazzi bravi, le ragazze, i ragazzi bravi che si impegnano, ce ne sono tantissimi, tantissimi. Questo è un segno di gratuità che stiamo facendo, sto tentando di dare, io faccio quello che posso. Ecco, Sindaco, ma lei ha veramente cambiato Venezia, no? Proprio si è passati dalla fase del centro-sinistra, si è passati dalla fase solo dei diritti e nessun dovere. Oggi è cambiata un po' la percezione della popolazione nei confronti di una politica che punta sulla concretezza, sul voler realizzare i progetti. Dobbiamo dare l'esempio, cioè le chiacchiere sono a zero, noi dobbiamo dare l'esempio, con l'esempio la gente ci crede.
quando vedono le cose, quando vedono l'altro giorno abbiamo inaugurato questa grande vasca a Mestre contro le alluvioni, contro proprio il problema delle acque, che quando arrivano queste brentane, queste acque forti, i tubi non riescono. E allora abbiamo fatto un sistema che un giorno racconteremo magari. Allora la gente deve vedere queste robe qua. Le promesse basta, io non faccio promesse. Io apro direttamente le piste ciclabili, apro i ponti, sistemo le strade, lavoro di giorno e di notte per la pubblica sicurezza. Insomma, avremo modo, direttore, magari insieme di raccontarlo, magari andandolo a vedere. Insomma, io la ringrazio intanto per questa chiacchierata. Grazie a lei Sindaco, grazie molto.